Buongiorno, siamo all'incrocio tra via Staurenghi e via Sacco, dove è installato ormai da anni uno dei 4 fotored della città. Dal comandante della polizia locale Matteo Ferrario sono stati dati i dati del 2021 per quanto riguarda le infrazioni di coloro che sono passati con il rosso in questa zona, dove automaticamente si viene beccati se sia con il rosso sia con il superamento della linea bianca che delimita il semaforo si rischiano sanzioni e anche punti della patente, rispettivamente 6 punti in meno per chi passa col rosso, oltre alla sanzione amministrativa, e 2 punti in meno per coloro che superano con le 4 ruote la linea bianca del semaforo. A vincere, tra virgolette, nei 4 incroci protetti da fotored, che sono via Magenta, oltre a via Saurengo Sacchi, viale Ippodromo e via Dalmazia, è proprio via Magenta, dove sono state emesse 1200 sanzioni per superamento del semaforo rosso. Segue l'incrocio Staurenghi-Sacco, che in 11 mesi nel 2021 ha conteggiato 839 automobilisti che hanno superato con il semaforo rosso. A seguire viale Ippodromo, 534 passaggi con il rosso, e via Dalmazia, in cui i passaggi con il rosso sono stati 498.